MOSE è acronimo di modulo sperimentale elettromeccanico o di mostro ecologico? Perché e chi consente alle grandi navi e alle piccole barche di stuprare ogni giorno le acque, le pietre, l'aria, la vivibile quiete dell'ex Serenissima? Chi vuole continuare a decidere sulla testa di tutti il futuro di Porto Marghera e dell'intero hinterland lagunare e di terraferma? È giusto e utile trasformare la testimonianza vivente del primo Stato repubblicano della storia dell'umanità nella più grande Disneyland bed and breakfast del mondo, completando la forzosa deportazione in terraferma di quel che resta del suo popolo e della sua civiltà anfibia? Questo filmato racconta i motivi del sempre più profondo e documentato malessere di moltissimi veneziani, ben 12.700, che da agosto a dicembre del 2005 hanno firmato la petizione dell'Assemblea Permanente Non MOSE, oggi divenuta Associazione Ambiente Venezia. A distanza di 3 anni è sempre più evidente che Venezia crepa. Le sintetiche schede informative che vi abbiamo presentato, ricavate da documentazioni fotografiche, televisive e a stampa ben più ampie e dettagliate che l'Associazione Ambiente Venezia ha puntualmente recapitato per competenza anche agli organi giudiziari veneziani, indicano i cavalli dei nuovi barbari oggi all'opera in laguna. Assistiamo increduli a decisioni stravolgenti, insostenibili in un ambiente lagunare costruito nell'arco di 1000 anni da una civiltà rinascimentale, la Repubblica di Venezia, che non poteva nemmeno immaginare la forza corrosiva delle nuove materie e tecnologie male usate e il volume distruttivo dei giganteschi flussi di capitali e di persone che caratterizzano le economie moderne.